Buongiorno e benvenuti. Io sono Pierantonio Polloni, sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è fantastico e il titolo è questo: riflettiamo su come gestire il conflitto nella coppia. Partiamo con una introduzione. Per esempio, avete mai sentito dire questo proverbio a casa magari dei vostri genitori? L'amore non è bello se non è litigarello. Oppure qualcun altro che invece ha sentito chi si vuol bene non litiga. Entrambi sono due antichi proverbi, magari collegati anche alle nostre tradizioni. Entrambi sono veri e sebbene includano due concetti che sono l'uno l'opposto dell'altro, rappresentano e richiamano un po' il mito dell'anima gemella, cioè l'idea romantica, bisogna realizzare l'incastro fiabesco, il principe azzurro. Tutto questo rappresenta un modello che vorrebbe annullare sempre, comunque, ogni conflitto. Personalmente credo che litigare sia una dimensione sana e naturale, che spesso sia importante insegnare alle coppie, soprattutto alle coppie, a litigare. Il conflitto, guardate, ha a che fare con la violenza sia fisica che psicologica ed entrambe le violenze rappresentano un tentativo di risolvere il conflitto stesso. Come? Attraverso la distruzione dell'altro, attraverso la distruzione di se stessi. Il primo ingranaggio nella mente, alla base di queste situazioni, è la svalutazione, secondo cui si minimizzano o ignorano aspetti di se stessi o degli altri o anche di una situazione reale, per cui le persone tendono a svalutare. È molto comune dirsi non succederà più, capita a tutti, va là, è solo un livido, oppure anche ne ho sentite se tu non mi provochi, io non perdo il controllo, svalutando così la gravità dell'evento, le sue conseguenze, le cause. Si rimane bloccati in una specie di gabbia in cui si aspetta che qualcosa cambi, non lo so, quasi per magia. Il conflitto esiste quando si è diversi. Se andaste in viaggio in un paese con usanze e tradizioni molto diversi da quelle a cui siete abituati, potreste cercare consolazione in un ristorante italiano, ad esempio, dove mangiare pasta scotta o condita col ketchup anziché aprirvi alla voglia di imparare qualcosa di nuovo. Questa seconda scelta comporta volontà, sforzo, accettazione, riflessione. È possibile applicare questi 4 principi anche ai nostri partner, che stanno in relazione con noi. Altro principio per cui si genera conflitto? Eccolo qui. Noi possiamo provare emozioni contrastanti. È possibile provare affetto ed anche rabbia nei confronti dello o della partner, oppure da una parte provare ammirazione e dall'altra invidia, essere attratti oppure respingere. Di solito si è consapevoli di una sola emozione e quando quella opposta emerge lo fa in situazioni di conflitto o di tensione. Il giorno è fatto di luce ed ombra, è normale provare sentimenti contrastanti. Anche le relazioni d'amore vivono questa ambivalenza. Il bisogno di sicurezza, il bisogno di novità, il bisogno di stabilità, il bisogno di imprevisto. La sicurezza e la stabilità sono illusorie perché sfuggono al nostro controllo, sfuggono sempre. Comunque, di solito le persone non smettono mai di investirci dell'energia. Ci sono coppie addirittura che prediligono la stabilità, evitando così tutti i sentimenti contrastanti, quelli forti. Però si corre il rischio della noia spregiudicata. Così facendo rimangono in contatto con una sola polarità di emozioni e può capitare che poi sperimentino l'altra polarità di emozione forte guardando o appassionandosi a una serie TV, a personaggi veri o fittizi e ad altre cose. Nulla di sbagliato, ma ricordate, dobbiamo essere consapevoli. Un'altra cosa che accade è che uno dei due partner incarni la polarità della routine e ripetizione magari, mentre l'altra o l'altro desidera novità, cambiamenti, trasformazioni. Si accende dunque il gioco del freno e dell'acceleratore, capite? Entrambi peraltro importanti per la tenuta di strada della coppia.
E vi ricordo che l'acceleratore senza il freno, aia, si è nei guai. Un altro principio utile alla gestione del conflitto nella coppia ve lo mutuo poi dall'antropologia. Avete sentito parlare dei norreni, no? L'esempio dei vichinghi del nord, no? E loro, come molti altri popoli, prima di una razzia, cioè andavano a conquistare, a saccheggiare, a distruggere altri territori e le loro usanze e le persone, gli abitanti, erano soliti sacrificare un animale ai propri dei come gesto per assicurarsi un buon esito della missione. Gli antropologi hanno spiegato che grazie a questi gesti, quei popoli si difendevano dalla loro stessa violenza, trasferendola sulle vittime sacrificali. Ecco allora che anche in coppia spesso è necessario che uno funga da contenitore della carica emotiva dell'altro e lo faccia consapevole di questo servizio che sta offrendo, evitando di dar seguito poi al ping pong azione-reazione dispetti. Se uno dei due non fa una cosa stabilita ripetutamente, è assai probabile che l'altro, che ha aspettative a riguardo, esploda, si senta frustrato, accusi o inizi a criticare. A quel punto fungere da contenitore di quella frustrazione, evitando di agganciare una serie di sì ma tu e l'altro giorno e allora bla bla bla, così si aiuterà chi si trova nella tempesta emotiva a recuperare lucidità. E infine l'amore è anche questo, è anche impegno, è anche dedizione, è anche cedere il passo talvolta. E infine voglio dirvi la cosa più importante, che il conflitto c'è perché l'aggressività è una possibilità naturale dell'amore. Qualcuno potrebbe offendersi per quello che sto dicendo, ma è vero, l'aggressività è una possibilità naturale dell'amore. Dichiaro questo perché, secondo questo schema, sentite qui, se amo, dipendo. Se dipendo, ho paura. E se ho paura, posso diventare aggressivo. Ed anche controllante. Cioè, intendo dire che la dipendenza emotiva naturale, cioè quella collegata al naturale bisogno del partner, rende vulnerabili, ci rende vulnerabili. E questo fa percepire rabbia poi. Può capitare che per evitare questa emozione di aggressività le persone sminuiscano l'importanza del legame o il valore del proprio partner. Ricordiamoci che riconoscere per poi accettare le emozioni dentro di noi funge da bilancia di un sano equilibrio anche di coppia, oltre che personale. Bene, allora oggi abbiamo visto un sacco di cose interessanti. Ricapitolando, vi voglio ricordare, litigare è una dimensione naturale e sana della coppia. La svalutazione è un errore molto comune nell'attribuzione della gravità di eventi e comportamenti. 3. Noi proviamo emozioni contrastanti verso il partner. Accettare questa dualità, questo doppio contrastante, è una via corretta, è una via sana. 4. In coppia è necessario prestarsi talvolta ad essere contenitori della carica emotiva altrui, rimanendo semplicemente osservatori. Serve allenamento, è vero. E infine, 5. L'aggressività è una componente naturale dell'amore. Benissimo. Per oggi abbiamo concluso, io vi auguro una luminosa giornata e ci vediamo fra 2 settimane al prossimo appuntamento di Psicologia in Pratica. Ciao!